altissimo. Voglio ricordare che comunque è da un anno, se arriviamo al 9 di marzo, che le nostre società incassano zero. Quindi è un anno esatto che abbiamo dei costi comunque fissi che pesano circa il 70% sui costi sui nostri bilanci, costi incomprimibili, dati dal personale, dati dalle revisioni, dalle manutenzioni dei nostri impianti sciistici. Vi ricordo che noi impiantisti siamo considerati trasporto pubblico e quindi dobbiamo sottostare a tutte le regole volute dal MIT, dal Ministero dei Trasporti, e questi costi qua li dobbiamo affrontare anche se non portiamo a casa fatturato. Il fatturato lo avevamo già perso durante le vacanze di Natale, lo abbiamo perso comunque per la non presenza degli stranieri che sulle Dolomiti pesano oltre il 50% dei nostri incassi, e lo abbiamo perso e lo avremmo perso ulteriormente con la non mobilità fra le regioni e quindi lavorando su un mercato ridotto che per fortuna è importante come il Veneto, ma che non potrebbe aver dato nessun tipo di soddisfazione alle nostre società.